Amici del futsal, appassionati di calcio a 5, buon pomeriggio da Campo Ligure. CDM Roma 1927 apre la 28esima giornata del campionato di Serie A calcio a 5 quinto. Ben ritrovati da Marco Pagano, gara importante per la Roma che vuole proseguire, mantenere alto il quinto posto, magari aggredire la quarta posizione del Napoli e la terza quella della Feldi, e continuare un proprio campionato di livello contro una CDM già retrocessa da qualche settimana, che invece vuole strappare un altro sorriso qui a Campo Ligure, dove vinse l'ultima volta col Capurso nella serata poi che ha determinato la retrocessione aritmetica in Serie A2 Elite per la squadra di De Jesus, che adesso alle ultime giornate per salutare questo campionato di Serie A. Giocherà anche contro Sandro Abate Cosenza in questo finale di stagione. La Roma invece sarà di riposo nella prossima giornata per poi tornare nell'ultimissima contro la Sandro Abate. È chiaro che oggi diventa importante per la Roma non fallire e mantenere invariate quantomeno le distanze e magari cercare di recuperare punti su Napoli e Feldieboli nelle posizioni alte della classifica. Roma che arriva dai successi con Eco City e Capurso, che di certo hanno anche dato ulteriore speranza alla squadra di Reale, che oggi ha a disposizione Fiocchetti e Ciaralli. Come portieri Ceccarelli, Cutrupi, Michel, Ricardinho, Lopez, Avellino, Fortino, Dioganeo, Biscossi e Cutruni invece sono i giocatori di movimento, con la CDM che risponde con Bini e Di Tommaso come portieri, ma anche lo squalificato Politano, Bevegni, Ortisi, Valentini, Murillo, Butabuzzi, Babris, Adamopoulos, Baklanov, Ugas e Guga invece come giocatori in movimento. Oggi arbitra Peccai di Treviglio, Barillà di Cinisello, Balsamo insieme a lui e Lattanzio invece di Collegno, il cronometrista di questo pomeriggio. All'andata al Pallasorbo di Ladispoli il 27 di dicembre terminò 5-3 per la Roma, che vinse con le reti di Michel, Biscossi, Fortino, Avellino e Serviento, oggi assente. Le reti invece della CDM di Boaventura e la doppietta di Murillo nel 5-3 complessivo. Adesso prima palla per la Roma, pronti a iniziare in questa giornata numero 28, poi ne mancheranno solo due per chiudere il tabellone. La Roma già sa di giocare i prossimi playoff, da definire però adesso la posizione in classifica. 20:30 altre 3 gare per questa 28esima giornata. Domani si chiude il tabellone. Adesso primo giro palla per la Roma. È iniziata la 28esima giornata a Campo Ligure col retropassaggio di Ricardinho che va in zona di Euganeo. Fiocchetti, Ricardinho, Avellino largo, là dentro l'uscita facile di Tommaso che rilancia in avanti la CDM, e adesso ci prova con Ortisi, sponda, tocco, l'ultimo di Avellino, rimessa per la CDM, già battuta la rimessa, conclusione murata, quella dalla distanza di Guga. Altro possesso per la CDM che, come detto, ha vinto l'ultima qui in casa, arriva a dire il vero da 2 successi consecutivi qui a Campo Ligure, anche gli unici 2 successi di questa stagione. Qui la conclusione murata con Fiocchetti che interviene in 2 tempi. Buona la prima chance della CDM, subito in avvio. È il primo tentativo di questo pomeriggio per la CDM che ci ha provato. E adesso riparte dal basso Avellino di Eugenio. Possesso prolungato anche per il capitano Rodolfo Fortino. Ricardinho, Avellino largo, servito, prova a chiudere il triangolo, il colpo di tacco per Ricardinho col sinistro, mancino vincente e Ricardinho subito in avvio, sblocca la partita. 1-0 Roma. Gol di Ricardinho, risulta così al suo 9° centro in campionato. Azione spettacolare della Roma sviluppata da Avellino, il tacco di Capitan Fortino e poi Ricardinho col mancino. Fa 1-0.
Subito in gol la Roma, al primo tentativo, qua la risposta della CDM con un'altra parata da parte di Fiocchetti. Primi minuti molto intensi a Campoligure, si distende ancora la CDM con la palla buona in profondità. Ci sarà calcio d'angolo. Guga sul punto di battuta. Proiettata in area, non passa questo pallone. Allora Fortino scarica largo per lo scatto di De Eugenio. La palla è uscita, la rimessa sarà per la CDM. Murillo, Bobris, Guga all'indietro, riparte direttamente da Di Tommaso che lancia lungo in avanti, colpo di testa di Ricardinho in anticipo anche su Fiocchetti, quindi la rimessa sarà in favore della CDM. Murillo, Guga torna ancora dal suo numero 8 in doppietta nella gara d'andata. Ortisi spalla alla porta, Avellino su di lui, scarico all'indietro, riuscito solo per un attimo Rodolfo Fortino, riesce comunque nell'aggressione alta e Babris mette un altro errore, rimessa in favore della Roma. Avellino, Fortino, palla dentro per Ricardinho, deve uscire con la testa di Tommaso. La palla resta buona per la Roma che dovrà ripartire. Il proprio portiere Fiocchetti. Avellino, entrato anche Michel, subito in possesso. Si chiude il triangolo, tocco di Murillo, ripartenza timida della CDM che ripartirà comunque. La rimessa laterale. Primi 3 minuti andati via Campoligure, risultato di 1-0 per la Roma che l'ha sbloccata subito con Ricardinho. Bobris, preso alto da Michel. Guga rischia dribbling, riuscito, Michel la tocca in mezzo a traffico, alla fine Ortisi a portarla via. Bobris sbaglia qui l'appoggio per Guga, palla che scivola in palo laterale, c'è stato un tocco. In campo anche Ceccarelli, Cutruneo muove le pedine reali in questa fase. Uscita di Avellino, palla al piede, Ortisi su di lui, Avellino va con la punta a cercare un movimento in ritardo da parte di Ceccarelli. Murillo sbatte, stavolta addosso a Michel con l'esterno, prova a mantenerla, subisce una carica, e anche il primo fallo di questo pomeriggio, punizione per la Roma. Da ripetere, punizione per la Roma. Michel, Cutruneo allarga, Michel, scarico sull'esterno, vinto dentro anche di Ceccarelli. Michel se la sposta anche per calciare, Michel all'angolino, la Roma raddoppia, 2-0 Michel, siluro dalla distanza, imprendibile per Di Tommaso, diventa la traiettoria del raddoppio. Molto bella la rete di Michel che raddoppia immediatamente il divario tra Roma e CDM. Per Michel, 7° gol in campionato, un gol che adesso porta sui binari giusti il pomeriggio della Roma. Prova a ripartire, adesso Babris. Resta largo, poi incrocia con un pallone complicato, calciato da Baklanov con deviazione. Sarà rimessa per la CDM. Buttavuzzi. Bobris con l'esterno. Ortisi spalla alla porta, si gira col sinistro, c'è stata la deviazione, quindi sarà calcio d'angolo per la CDM.
Quadrato Michel, autore del 2-0. La scudellata al limite Ortisi mastica la conclusione. Questa è una deviazione che alla fine per l'arbitro non c'è. Si è fatto anche male nel coordinarsi. Questa volta Ortisi, capitano della CDM. La deviazione c'è stata. Ortisi deve lasciare momentaneamente il campo. E quindi Babris e Butabuzzi dentro l'area. Palla proprio per Butabuzzi, è entrato. Intanto Adamopoulos sulla 17 per la CDM. Michel qui poco concentrato sulla traiettoria, perde un pallone rimessa laterale per Butabuzzi. Baklanov taglia il campo, allarga poi per Adamopoulos, anticipato. La chiusura momentanea della CDM. Michel scarico all'indietro, Avellino, sponda non riuscita, la palla resta in campo, la agguanta il tempo di Tommaso. Butabuzzi, passa Baklanov, è stato però il tocco di Michel e quindi rimessa per la CDM. Dopo i primi 5 minuti già avanti 2-0 la Roma. Sono 19 i punti conquistati fino adesso dalla Roma in trasferta. Arriva dai successi con Capurso, Active Network e Camere Treviso. 3 successi consecutivi. Oggi punta al 7° complessivo. Un filotto di vittorie in trasferta iniziato da Catania. Qui brutta palla persa, Butabuzzi prova a ripartire, Michel su di lui. Alla fine rimessa per la Roma. Cutruneo, appoggi in avanti, Avellino all'indietro per la conclusione col sinistro da parte di Cutrupi. Bella una parata di Di Tommaso. Cutrupi riparte da Cutruneo, allarga Michel, non riesce nel dribbling, poi torna sul pallone Cutrupi col tacco, palla per Cutruneo anticipato, Michel sbatte addosso a Butabuzzi, alla fine commette il fallo lui, punizione per la CDM. Baklanov, Butabuzzi, non passa, Cutruneo la tocca e alla fine la CDM deve tornare a difendersi. È entrato anche Biscossi nella Roma, adesso in possesso il numero 24. Non si chiude il triangolo, Di Tommaso interviene. Baklanov, Ugas, Butabuzzi allarga, quando libero Adamopoulos che però non la tiene in campo. La rimessa è ancora per la Roma in una fase in cui squadra di Reali prova il nuovo affondo per cercare il 3-0. Qui chiuso Cutruneo. Butabuzzi, Di Tommaso, giro palla complicato, uscita così della CDM. Butabuzzi cerca un appoggio, trova Baklanov. Ugas cambia lato senza trovare Adamopoulos. In campo nuovamente Riccardigno nella Roma, inquadrato numero 19 della CDM. Biscossi, Riccardigno, Biscossi, palla in avanti, brutta palla persa dalla Roma, allora se ne va Adamopoulos. L'uscita di Fionchetti si fa anche male su questa presa, è stato strepitoso. Così avvalanga sul contropiede della CDM. Bravissimo nell'intervento il portiere della Roma.
Occasione CDM, adesso la battuta, la rimessa controllata da Fiocchetti che va a rinvio lungo per la conclusione di Ricardinho sull'esterno. Rimessa per Di Tommaso, c'è da attendere però. Dall'altra parte del campo Fiocchetti lascia momentaneamente a classe 2008 Ceralli. Si è fatto male in uscita Fiocchetti e per questo lascia la porta al giovanissimo portiere della Roma. Lungo Di Tommaso, Ceralli interviene, la palla resta lì, Ricardinho a lavorare questo possesso, l'uscita buona per Fortino che va dentro, Ricardinho non calcia, la palla resta lì, propone nuovamente per Rodolfo Fortino, alla fine conquista una buona rimessa laterale. Fortino, scarico all'indietro, Ricardinho. Fortino torna direttamente da Avellino, Ricardinho. Butabuzzi su di lui, tocca con la punta, un pallone complicato, Butabuzzi poi alla fine commette fallo. Steso a terra Biscossi, calcio di punizione per la Roma. Fortino, Biscossi col tacco, Avellino allarga, Ricardinho, Ugas su di lui, Ricardinho lo sfida, se la porta sull'interno, c'è anche Ortisi da quelle parti, maleducata per Biscossi, cross che arriva, Fortino anticipato, rimessa ancora per la Roma. Fortino scarica dal limite, 1-2 che si chiude, poi altro pallone sull'esterno, Ricardinho a terra, altro fallo della CDM, il terzo, questi primi 8,5, fallo di Ugas e punizione per la Roma. Ricardinho sul punto di battuta, punizione Roma, alla fine lascia Ricardinho, schema per la Roma, Biscossi dal limite, se la porta sul destro e calcia il muro di Di Tommaso, palla che resta lì, ancora Avellino a calciare, si spegne l'occasione per la Roma che riparte dal basso, tornato in porta intanto Fiocchetti, la palla per Biscossi, con l'esterno Biscossi prova a passare l'uscita di Di Tommaso, adesso riparte. Ugas vuole andare sull'esterno, sul tocco di Biscossi, rimessa per la CDM. Ugas, non è complicato, letto bene dal 19 che calcia, siluro sotto l'angolino, spento da Fiocchetti, calcio d'angolo. Calcio d'angolo CDM, all'offerta all'indietro, Murillo sbaglia l'appoggio, sarà comunque rimessa. Baklanov va dentro, tutta palla persa dalla CDM, si distende la Roma in contropiede col pallone in verticale. Di Tommaso in uscita passa questa volta su Fortino, vicino al colpo del 3-0 la Roma. Molto attento Di Tommaso che oggi sostituisce l'assente Politano. Avellino va dentro, Biscossi dal limite, Biscossi non calcia in porta, la ripartenza adesso
della CDM. Guga, Bobris, buoni dribbling, lascia il pallone, palla invitante al limite. Urtisi scarica all'indietro per la conclusione di Guga, direttamente sul fondo. Torna in campo di Eugenio, anche Kutrupi, Ricardinho, di Eugenio, l'offerta in avanti. Michel tiene in campo, movimento di Lopez, sbaglia qui l'appoggio Kutrupi, palla scivolata fuori, resta comunque lì la Roma. Movimento di Kutrupi, palla al limite invece calciata da Cutruneo che torna sul pallone, non c'è fallo, come chiamato da Ortisi. Fiocchetti va lungo e Di Tommaso ci mette le mani. Fiocchetti, la Roma riparte al proprio numero 10. Kutrupi va dentro, Lopez va al cross, la palla resta lì pericolosa, Babris libera l'area. Ortisi anticipato, la palla termina fuori. Guga dalla distanza, colpito in pieno il proprio capitano Ortisi, rimessa laterale per la Roma, superata alla metà di questo primo tempo. La Roma è avanti 2-0, Ricardinho in avvio e poi Michel con uno splendido gol a raddoppiare il vantaggio in mezzo, un paio di opportunità anche per la CDM. Parata sensazionale di Fiocchetti, tenuto almeno per adesso invariato il distacco tra CDM e Roma. Palla di ritorno per Babris dal limite, scarico non riuscito, allora riparte Kutrupi che può allargare, di Eugenio in area con la punta, palla di poco sul fondo. Intervento di Di Tommaso e sarà calcio d'angolo, grande azione della Roma. Lopez dentro l'area, palla offerta per il 17 anticipato, altra rimessa sempre per la Roma. Conclusione, Morata di Eugenio, sarà comunque rimessa per la CDM contro fallo. 8:46 all'intervallo, la Roma ha sfiorato poco fa il possibile 3-0. Guga alla rimessa, Baklanov, Guga, buono dribbling, l'uscita della CDM, appoggi in avanti per Ortisi che non commette fallo e sarà rimessa per la CDM. Entrato Adamopoulos al posto di Ortisi, messo in campo Guga, conclusione dalla distanza tentata da Baklanov, nessun pericolo in questo caso per Fiocchetti. Di Eugenio, Kutrupi rientra con l'esterno all'indietro di Eugenio, allarga, movimento di Lopez, di Eugenio in possesso, Guga su di lui, Kutrupi, Vita, rientra, Cutruneo dal limite, scarico in avanti, 1-2 che si chiude, palla offerta per Lopez che non può intervenire, rimessa CDM. Anzi, c'è stata una deviazione sul tentativo di Cutruneo, alla fine la rimessa è per la Roma, di Eugenio in possesso, scarico all'indietro, conclusione murata, Cutruneo anche da terra, ripartenza per la CDM, Guga prova a passare, dribbling riuscito, Guga col sinistro e ancora le mani di Fiocchetti. Calcio d'angolo per la CDM,
Palla offerta all'ingresso per Babris col mancino. Gol bellissimo per riaprire la gara. Ci pensa Mix Babris. 2-1. Grande coordinazione, troppa libertà per Babris dal limite. Sinistro angolatissimo e imprendibile per Fionchetti. E il gol che riapre la gara. Michel, possesso per la Roma, che adesso deve ripartire avanti solo di un gol. Gara adesso aperta a qualunque risultato. Babris torna sul pallone, svirgola nel rinvio, la rimessa sarà per la Roma. Michel, l'offerta in avanti, non può toccarla Lopez. Allora si ripartirà direttamente da Di Tomaso. Torna in campo Murillo. Butabuzzi per lui. Ed in avanti Adamopoulos anticipato, palla che resta pericolosa. Butabuzzi e Di Tomaso liberano la metà campo della CDM. Inquadrato, classe 2002 ex Lecco. La Roma riparte. Kutruppi cerca un appoggio Michel, non trova lo scarico. Baklanov gliela tocca, rimessa per Michel. Kutruppi, Fortino allarga. Michel, finta, stavolta non calcia. Michel se la porta sull'esterno, poi rientra, altra finta. Michel alzato la traiettoria con un pallonetto che si spegne sul fondo. Si è provato con un'altra azione in solitario Michel. Tommaso va in avanti, chiusura e ripartenza per la Roma. Ignorato il tentativo di Cutruneo. Rimessa per la Roma. Fu chiamata intanto la panchina di Hugo De Jesus. Giallo adesso per il tecnico della CDM. Cutruno lascia, Avellino alla battuta, calcia verso la porta, Michel la sfiora. C'è stata prima una deviazione, quindi sarà calcio d'angolo a Roma. Devi fischiare, basta. Se Ortisi fa palo, basta fischiare, non è un problema. Avellino va dentro, deviazione. Fortino corregge, palla al limite. Cutruneo non riesce nel triangolo. La rimessa è CDM. Di Tomaso, lungo rinvio in avanti. Fionchetti anticipato, palla pericolosa in area, liberata in qualche modo dalla Roma. Di Tomaso, palla offerta per l'appoggio di Ortisi, sponda all'indietro. Filo di luce che dà fastidio agli uomini di De Jesus in questa fase. Cutruneo, Butabuzzi, l'ultima a toccare, rimessa per la Roma. 5:53 al termine di un primo tempo molto lottato che vede avanti la Roma di un gol. 2-1. Sempre Avellino alla battuta. Cutruneo murato, Michel con l'esterno, torna ad Avellino. Fionchetti, lungo rilancio per andare in porta, deviazione, calcio d'angolo sul tocco di Ortisi. Sarà possesso ancora per la Roma. Palla offerta all'indietro, Fortino calcia col sinistro. La possibilità per Avellino e compagni. Avellino, scodella per Fortino, anticipato questa volta, ripartenza per la CDM che adesso si distende, ma c'è un fallo.
E Murillo si dispera perché stava per andare in porta. Stoppata sul nascere la ripartenza della CDM. Ha munito Michel, dice avevo già fischiato Precai, adesso si accende anche una mischia. Ha munito Michel sull'ultimo contrasto, adesso chiamato time out da Hugo De Jesus in una fase molto calda della gara. 2-1 per la Roma, sì, ma la CDM ci sta provando. In contropiede qui stava per trovare l'affondo giusto. A rapporto le due squadre per questo finale di primo tempo. Roma partita benissimo in questo pomeriggio, l'ha sbloccata subito con Ricardinho, poi la rete di Michel sembrava aver messo in discesa la gara per la Roma, complicata poi dallo splendido gol di Barberis e da un atteggiamento della CDM che, come detto, è già retrocessa in Serie 2 Elite, sa e conosce il proprio destino, vuole giocarsi le proprie carte in questo finale di stagione nelle ultime 3 gare, un campionato che si concluderà qui sabato 2 maggio nella gara col Cosenza. Come detto, per la Roma si attende un turno di riposo e poi la Sandro Abate che prima ospiterà la CDM nel turno infrasettimanale. Adesso, dopo un pizzico di confusione e anche nervosismo, punizione per la CDM, Murillo in possesso. Baklanov, Butabuzzi, triangolo che si chiude, Butabuzzi può andare in porta, Butabuzzi, Fionchetti in calcio d'angolo, palla che resta lì pericolosa, conclusione questa volta ancora deviata, la CDM resta lì. Butabuzzi, ma lui è la battuta, Murillo al limite, Butabuzzi calcia. Intervento di Fionchetti in calcio d'angolo, palla per Murillo, questa volta non passa questo pallone. Un'altra rimessa per la CDM. Butabuzzi. Murillo, sinistro sul fondo. Ci prova anche dalla distanza la CDM. Fionchetti riparte, Avellino in possesso per la Roma. Ricardinho. Biscossi a supporto, Ricardinho ha visto il movimento, Avellino, Fortino, Biscossi, Ricardinho, Butabuzzi su di lui, Ricardinho prova a passare, tocco di troppo, Butabuzzi ne approfitta solo per un attimo, alla fine porta a casa la rimessa per la CDM. Murillo rischia su Biscossi, porta via in tempo. Rimessa per la CDM, già battuta. Ortisi all'indietro, Baklanov, Murat, adesso ripartenza per la Roma che può andare in contropiede Biscossi, punta all'area, Biscossi va dentro per Fortini che alla fine manca la conclusione col mancino, non c'è stata deviazione, quindi rinvio per Di Tommaso. Butabuzzi, altro filtrante, Ortisi dal limite, Guga a terra, c'è un fallo, punizione per la CDM. Le proteste di Avellino, 4:28 da giocare in questo primo tempo, gara ruvida. CDM ci sta mettendo sicuramente del suo per rendere più complicate le cose alla Roma. Adesso piazzato interessante per i ragazzi di Hugo De Jesus, battuta già la rimessa, palla che resta lì con Guga che aveva calciato. E adesso rimessa laterale, Butabuzzi, Guga. Butabuzzi va dentro, appoggio per Ortisi, anticipato questa volta. Biscossi. Turno da Cutrupi. Avellino. Biscossi. Fortino. Iniziano gli ultimi 4 minuti di questo primo tempo. Cutrupi.
Cerca uno scambio, Butabuzzi su di lui. Avellino va dentro, Fortino anticipato, Butabuzzi può ripartire per la CDM. Coinvolto anche il portiere di Tommaso che si alza al momento giusto. Filtrante non riuscito, Ortisi tagliato fuori da Biscossi. Fionchetti rimette in moto la Roma. Torna Riccardinho in campo, Biscossi proprio dal suo numero 14. Riccardinho, Avellino, Riccardinho torna ancora da Avellino, palla scodellata in avanti, non può intervenire Fortino, la palla termina fuori, rimessa per Di Tommaso. Babris, Murillo, Biscossi lotta, ottiene il possesso per la Roma, adesso deve retrocedere sulla pressione di Ortisi e Fionchetti rinvia su colpo di testa tentato da Fortino, è attento Di Tommaso, pressione alta della Roma, Murillo messo in difficoltà, Babris in mezzo a tre, si libera del pallone Guga, rilancia in avanti, cerca una traccia per Murillo che va alla conclusione col sinistro, palla sopra la traversa. E la Roma riparte con Biscossi che va in avanti, chiude il triangolo, Fortino in volée, palla fuori. Guga a lavorare questo possesso, Baklanov rischia Di Tommaso alle sue spalle a raccogliere questo pallone, a rinviarlo in avanti, Fionchetti esce. Alla fine accompagna il pallone sul fondo, Avellino allarga, Fortino si fa vedere Biscossi, Avellino, Biscossi va dentro, Fortino non aggancia, una rimessa per la CDM. Babris, palla offerta in avanti, Ortisi parte in ritardo, Fionchetti allora riparte dal suo capitano Di Eugenio, entrato, Avellino rischia, alla fine la Roma commette anche fallo, è il quarto fallo di questo primo tempo per la Roma, a 1:41 dall'intervallo. Ha preferito spendere il fallo la Roma sulla pressione alta della CDM, stava per andare in tilt, in giro palla di Avellino, e adesso da ripetere questa punizione. Babris sulla palla offerta da Baklanov che torna in possesso, Baklanov scarico all'indietro, Guga va dentro, Baklanov ultimi 90 secondi, Guga Baklanov, dribbling riuscito, sbagliato l'appoggio, ripartenza per la Roma, Fortino a terra, senza fallo, semplice rimessa, occhiataccia qui di Rodolfo Fortino. Cutruneo, sinistro in porta, Di Tommaso in calcio d'angolo. E si riaffaccia in avanti la Roma, adesso rimessa per la squadra di Reali, palla al limite di Eugenio calcia con il destro, non c'è deviazione e quindi si può ripartire col possesso per la CDM, palla in avanti, Avellino interviene, Di Eugenio largo, ce l'ha sul sinistro, Murato, e adesso rimessa per la Roma. Battuta la rimessa, Fortino, la palla resta lì, Di Tommaso agguanta in tempo, Adamopoulos, rischioso questo pallone dentro,
Baklanov torna da lui, alla fine Murillo, lancia in avanti Adamopoulos, può concludere col destro. Muro di Avellino, rimessa alla fine per la Roma. Avellino, ultimi 26 secondi, Cutruneo, rientra, giocare anche col cronometro adesso la Roma. Furtino, scarico all'indietro di Eugenio, Avellino, largo Cutruneo, sul tocco di Rodolfo Furtino. Cutruneo, sinistro, Murato, ultimi 6 secondi. La Roma non vuole concedere il possesso alla CDM, Avellino se la porta fuori e a un secondo dalla fine CDM ricattura il possesso e ha l'ultimissima occasione. Vicino! Vicino! Babris! Guga la battuta, indicazione per Babris, Vicino Babris! che può concludere alle spalle. Babris calcia sul muro, che sta per azzerare il cronometro, e c'è un'altra palla per Guga. Un pallone. Manca l'ultimo pallone di questo primo tempo per la CDM. Babris calcia e termina così il primo tempo. La Roma resta avanti, ma 2-1. Una gara riaperta dal gioiello di Babris in avvio. Le reti invece di Ricardinho e Michel per la Roma, che resta avanti, sì, ma in una gara molto complicata e molto lottata. Intervallo, noi ci prendiamo un break e torniamo per la ripresa qui da Campoligure per CDM Roma.
Time out, il vostro l'avete già. Pronti a ripartire a Campo Ligure per la ripresa di CDM Roma. Si riparte dal risultato di vantaggio per la Roma. Possesso per la squadra di Hugo De Jesus. Primo filtrante riuscito. Butabuzzi, scarico in avanti. Palla messa fuori. È rimasto a terra Avellino. Preso un colpo in questo avvio di ripresa. Avellino adesso pronto a ripartire, lascerà il campo momentaneamente. La Roma restituisce questo possesso alla CDM. Murillo in avanti, copertura da parte di Eugenio. Una palla rilanciata nel vuoto di Tommaso. Rilancia adesso in avanti, un pallone imprendibile per Ortisi. E possesso adesso per Fionchetti, anche protagonista nel corso del primo tempo con una strepitosa parata e un paio di interventi decisivi nel momento più delicato della gara. Utrupi alla per il suo scatto di Tomasi. Finisce l'intervento Butabuzzi. Filtrante riuscito, palla che resta lì, Ortisi la tocca. Fortino esce dal traffico e poi allarga. Utrupi, palla sul sinistro, tentativo murato, Babris in possesso. Reperto la gara con un super gol nel primo tempo. Adesso rilancio lungo di Butabuzzi. Offerta la traccia per Babris che parte contropiede. Babris sbatte addosso a Fionchetti. Prima chance della ripresa per la CDM. Fortino, la risposta della Roma. Tentativo abbozzato, deviato. E possesso per i giallorossi. Inquadrato il capitano della Roma. Calcio d'angolo adesso per la squadra di Reali. L'offerta all'indietro, Kutrupi allarga, tentativo murato, Avellino torna in possesso, restituisce il pallone a Fionchetti che riparte da Avellino. Bauer su di lui, allarga. Fortino, tocco per Avellino dal limite, scarica il destro, palla sul fondo, nessun pericolo questa volta per Di Tommaso. Butabuzzi, Ortisi, Babris sbaglia l'appoggio di Eugenio, tocca per Avellino, altro tiro dalla distanza, questa volta ancora più lontano dallo specchio di Di Tommaso. Murillo, CDM che non si scompone in questa fase, resta ancora in partita sotto di un gol. Avellino va in avanti, palla offerta all'indietro per Avellino che calcia Di Tommaso in due tempi, palla che resta lì pericolosa. Utrupi, la rete del 3-1, torna avanti di 2 la Roma, insiste Avellino e alla fine l'affondo lo trova il 10, Christopher Kutrupi. Due volte Avellino, prima murato da Di Tommaso, nel secondo tentativo appoggia per Kutrupi, bravo ed elegante nel controllo. Ottavo gol in campionato per il classe 93. Che adesso rimette le cose in discesa per la Roma. La filtrante controllata
Cutruneo. Babris. Butabuzzi. Adesso per la CDM cambia molto nell'atteggiamento di questa gara, nell'approccio che era stato anche giusto nel primo tempo. Durano 2 gol di distanza e la Roma adesso vuole proseguire il momento buono qui a Avellino. Ci prova, viene murato da Di Tommaso. Michel ci riprova la Roma, deviazione di Murillo e calcio d'angolo. Andrà Avellino alla battuta. Ceccarelli va dentro, pallone per lui e si divora l'opportunità del 4-1. Torna Baklanov in campo per la CDM, adesso in possesso. Babris rischia sulla pressione di Cutruneo, palla che passa. Urtisi si complica la vita ma la tiene stretta questa palla. Babris, Baklanov, spalla alla porta. Babris, largo Butabuzzi, dentro c'è Urtisi servito. Urtisi si gira, la palla offerta con il tacco per Butabuzzi, la ripartenza adesso per la Roma che può andare in contropiede. Turno chiuso, semplice rimessa. Ricardinho, palla offerta sull'esterno. Michel col sinistro, la palla resta lì sotto porta. La conclusione murata, una seconda che termina in calcio d'angolo. Ci ha provato 2 volte Ceccarelli, è stato anche sfortunato sul secondo tentativo. La palla è uscita dallo specchio. Non c'è stata deviazione, quindi si riparte da Di Tommaso. A Roma ha sfiorato però il colpo del KO. Andare sul +3 in questo momento avrebbe messo le cose fortemente in discesa per la Roma, che resta avanti nel risultato 3-1. Guida complessivamente da inizio gara il ritmo della partita. Butabuzzi rischia nel traffico, se ne va splendidamente. La palla esce per Guga. Chiunchetti presente, dice di no. Si fa vedere Ricardinho. Finta Ricardinho. Biscossi, dribbling riuscito, se ne va in velocità Biscossi, che alla fine deve accontentarsi della rimessa laterale. Stanno andando via i primi 5 minuti di questa ripresa. La Roma ha allungato il divario con la rete di Kutrupi. Questo avvio di ripresa, il tocco di Adamopoulos e Ricardinho resta in possesso. La proiettata in area, colpito Ceccarelli. C'è stata una deviazione e sarà ancora calcio d'angolo. Ricardinho, movimento di Ceccarelli, palla al limite invece Cutruni, anticipato. Guga può andare in contropiede. Biscossi torna sul pallone e poi calcia fuori. È rimasto a terra dolorante Guga. Biscossi ha capito subito l'entità del colpo subito dal numero 20 della CDM. Ha preferito non calciare verso la porta ma buttarla fuori. Si rialza Guga, aiutato da Ricardinho e Biscossi in una fase molto delicata della partita. La Roma ha bisogno di questi 3 punti, come detto nel prossimo turno riposerà, ma con questo successo momentaneamente potrebbe scavalcare in un colpo solo
Feldieboli, che giocherà questa sera sul campo dello Sporting Sala Consilina, e il Napoli, che invece domani se la vedrà con la Camere Treviso. In questo momento è l'84 e Meta Catania 55. Tra l'altro questa sera super match, il big match attesissimo tra le due squadre, mentre qua la Roma ci riprova con la palla offerta per Viscosi anticipato. La Roma è al terzo posto a 50, Feldieboli 49, il Napoli 48. Adamopoulos a sporcare questo possesso. Viscosi turna indietro, Fionchetti in avanti. Spostato Ricardinho, rimessa per la CDM. Rischia Murillo sull'uscita della CDM. Avellino, appoggi in avanti Ricardinho, c'è spazio anche per il tiro. Viscosi, Fita va sull'esterno, Adamopoulos non lo tiene. Viscosi alla fine tocca per ultimo, quindi possesso per la CDM. Campo per Kutrupi. Adesso in possesso il numero 10 della Roma. Riparte da Avellino. Kutrupi. Largo Viscosi. Avellino. La Roma fa girare il pallone, manda a vuoto in questa fase il pressing della CDM. Adesso torna in possesso Adamopoulos. In avanti, chiusura di Fionchetti. Kutrupi passa in velocità, Kutrupi va dentro e sotto porta Ceccarelli, viene chiuso in calcio d'angolo. Prova a battere subito la Roma. Ceccarelli all'indietro, Avellino calcia forzando la giocata, palla sul fondo. Palla recuperata, alta da Adamopoulos. Anticipato in questo caso Ugas. In semplice rimessa per la CDM. Passati 6:40 in questo primo tempo. Ugas. Finta su Fortino, che non lo lascia passare, poi commettendo fallo. Ha ritrovato il possesso la Roma. Primo fallo di questa ripresa. Già battuta la punizione da Murillo. Ugas trascina fuori questo pallone. Kutrupi. Detta il movimento, palla in profondità. Kutrupi di testa sul fondo. Murillo sulla pressione di Fortino, rimessa laterale per la CDM. Babris. Murillo, Ugas, buona l'apertura per Ortisi. Rientra sul movimento di Babris, Ugas sull'esterno della rete. Fortino. Kutrupi. Appoggio all'indietro, Avellino. Movimento di Kutrupi. Di Eugenio cambia lato. Fortino, Avellino. Appoggio per Di Eugenio. Kutrupi 1-2 che non si chiude. Palla scivola fuori e andati via. Primi 8 minuti di questa ripresa. Roma avanti 3-1. In avvio di primo tempo Ricardinho e Michel, poi la rete del 2-1 di Babris. In avvio di ripresa ristabilita la distanza dalla rete di Kutrupi. La palla resta lì, movimento Murillo anticipato di Tommaso. Adesso torna a spingere la CDM.
Palla per Ugas, pericoloso questo pallone. Ugas rischia di perderlo, Fortino su di lui. Ugas anche da terra tiene vivo questo possesso, alla fine sarà rimessa per la CDM. Non passa questo pallone di Babris, rimessa laterale per la CDM. Ortisi attacca la verticale, la chiusura anche di Fionchetti. Cutruneo, buona la palla in verticale, la chiusura di Murillo. Ortisi, Babris, Fortino, Roma non riparte, Avellino mantiene vivo il possesso. Cutruneo prova a passare, movimento di Fortino, visto. Numero 26, sbagliato l'appoggio per il capitano della Roma. Sfumata la possibilità di contropiede. Baklanov, palla in avanti. Babris in verticale, chiusura da parte di Cutruneo. Semplice rimessa per la CDM che ci riprova adesso con più insistenza in questa fase. Guga a muovere all'indietro, Di Tommaso si alza con l'esterno, va in avanti, Babris non aggancia, rimessa a Roma. Chiaramente non semplice per la CDM, che però ha già dimostrato nel primo tempo di crederci. Sta mancando il tiro in questa ripresa. Cutruneo sull'uscita di Tommaso vincente, chiusura e rimessa. Michele alla battuta, Avellino, Fortino non passa, Michele adesso in possesso, Cutruneo dal limite, si prepara il sinistro, palla che è uscita, rimessa a Roma. Siamo arrivati a metà di questa ripresa, Roma avanti 3-1, Avellino a battere la rimessa, Cutruneo anticipato, Ortisi sfiora, un pallone che alla fine termina in zona Fionchetti, pronto al rinvio, rilancio lungo, troppo, si ripartirà da Di Tommaso. Ortisi, Baklanov, filtrante non riuscito Cutruneo, adesso va in contropiede la Roma, Fortino ha visto Cutruneo, allarga, appoggio indietro per Avellino che non scarica, poi Cutruneo col sinistro, provato Di Tommaso. Michel, solito movimento ad accentrarsi, Fortino in avanti, Cutruneo all'indietro, Avellino col destro, preso in pieno, il proprio capitano, sarà rimessa per la CDM, la prende con un sorriso Rodolfo Fortino. La risposta della CDM con Ortisi, calcio d'angolo sul tocco di Avellino, Ortisi va dentro, Babris questa volta anticipato, Fortino tocca e Fionchetti è pronto al rinvio. Avellino, largo Michel, in campo Lopez al posto di Fortino, Cutruneo, Avellino, Michel, si accentra, Michel, scarico, Avellino, zona tiro, finta, Avellino con l'esterno per Lopez, anticipato e ripartenza per la CDM che può andare in contropiede, pallone buono per Ortisi che attacca la verticale, calcia col sinistro, con la palla sul fondo. Ha aggredito molto bene la verticale questa volta Ortisi, non era facile coordinarsi in tempo per il tiro. Cutruneo in possesso, la Roma resta lì, prova a chiuderla a 8 dalla fine. Cutruneo, trascinato a terra Michel senza fallo.
Palla offerta dentro. Lopez anticipato. Fiunchetti, riparte da Avellino. Cutruneo. Michel. Torna da Cutruneo. Appoggi in avanti. Lopez non passa. L'ultimo a toccare. Babris con Baklanov. Ripartono per la CDM. Butabuzzi. Baklanov. Babris. Palla scodellata in avanti. Anticipo su Adamopoulos. E palla fuori. Campo Biscossi e Riccardigno. Intanto per la Roma 7:38 da giocare in questo finale. La Roma resta avanti in questo anticipo della 28ª giornata. Manca sempre meno alla fine di questo campionato. Per la CDM terminerà con la retrocessione già certa, invece per la Roma la stagione proseguirà con la post-season e i playoff scudetto che la Roma vuole giocarsi da protagonista. Chiusura di Murillo, Di Tommaso in possesso. Movimento di Butabuzzi. Babris dall'altra parte. Adamopoulos. Butabuzzi prova a chiudere il triangolo. Riccardigno in scivolata. Rimessa CDM. Baklanov. Buono il controllo. Rientra Murillo. Va dentro l'appoggio per Adamopoulos. Calcio d'angolo. Palla scodellata al limite. Adamopoulos si coordina questa volta. Non tocca benissimo. Palla direttamente fuori. 6:33 alla fine. La Roma comincia a vedere la luce di questo pomeriggio. Si avvicina il terzo successo consecutivo, il quarto consecutivo in trasferta dopo le vittorie esterne con Capurso, Active Network e Come Treviso. Pacchetto in trasferta per la Roma si potrebbe concludere con la 7ª vittoria. Pareggio e 6 sconfitte. Ripartenza per Baklanov che calcia. La risposta da parte di Fiunchetti. Ripartenza per la Roma. Palla che resta buona per la conclusione sotto porta e della rete del 4-1. Biscossi sulla palla offerta da Riccardigno. Non può sbagliare. La Roma viaggia sul +3. 4-1. Aveva appena avuto una buona occasione la CDM. Biscossi spegne gli entusiasmi. 8º gol in campionato qua. Grande azione della Roma con Biscossi che vince il primo contrasto. È fortunato sul rimpallo e poi è bravissimo a depositare in rete l'assist di Riccardigno. 4-1 Roma. E adesso time out per Hugo De Jesus che chiama a rapporto i suoi. Ultimi 6 minuti di questa gara che adesso sembra essere sempre più in mano per la Roma. A colloquio chiaramente anche Fabrizio Reali con i suoi. La Roma è sul 4-1, può chiaramente godersi questo pomeriggio, chiuderlo al meglio e poi aspettare il risultato delle altre, soprattutto nelle gare già citate, quella di questa sera tra Sporting Sala Consilina e Feldieboli e quella di domani pomeriggio alle 17:30 tra Come Treviso e Napoli. Esce Biscossi dopo il gol. Adesso portiere in movimento per la CDM, Butabuzzi. Possesso per Ortisi, ultimi 6 minuti.
CDM deve recuperare 3 reti. Babris. Butta Buzzi. Guga. Allarga. Urtisi. Con l'offerta dentro c'è una deviazione rimessa per la CDM. Quadrato Babris. In gol in questo pomeriggio. Urtisi. C'ha ragione, c'ha ragione, c'ha ragione. Guga. Chiamato lo schema. Baklanov. Allarga. Guga. Babris. Baklanov. Scambia ancora con Guga. Non passa sulla pressione di Fortino. Baklanov servito da Urtisi. Guga. Potente la conclusione. Kutrup in porta. Ed è andato vicinissimo alla rete del 5-1 all'uscita di pochissimo. Occasionissima per Kutrupi. Si riparte col possesso per Fionchetti. Ultimi 5 minuti. Lungo rilancio di Tommaso Lascia. Adesso il campo dopo il rinvio. Fionchetti. Ricardinho. Cutruneo. Ricardinho. Buon giro palla nello stretto della Roma. Fallo di Ortisi. Rientra Biscossi in campo. Biscossi scodella questo pallone. Baklanov. Pressione alta da parte di Ceccarelli. Se la cava in qualche modo Guga e poi l'uscita bassa da parte di Tommaso. Rilancio lungo in avanti. Avellino di testa. Palla in zona Cutruneo che allarga. Ceccarelli non aggancia. Sfuma l'opportunità per la Roma. Babris alla battuta. Biscossi raccoglie. Ricardinho a supporto. La Roma resta lì. Ricardinho prova a passare. Guga raccoglie. Baklanov rischia di andare in tilt. Babris servito alto. Chiusura fallosa. Giallo in questo caso per Biscossi. Ammonito a 4 dalla fine. Guga. Babris. Butta Buzzi. Scarico in avanti. Baklanov cerca lo spazio adesso per provare ad andare dentro. Babris. Guga. Largo Urtisi. Servito ancora Guga. Babris va dentro. Conclusione della distanza verso la porta libera. E diventano 5 le reti della Roma. 5-1 a 3:33 dalla fine. Non ha funzionato il giro palla difensivo della CDM. 5-1 della Roma. Kutrup inquadrato. La CDM adesso riparte sotto di un altro gol. Conclusione da parte di Babris. Palla sul fondo.
È rimasto incastrato. Time out in questo finale, 3:18 da giocare e 5-1 per la Roma. Qua intanto rivediamo la conclusione da parte di Kutrupi dalla distanza, la doppietta personale per il 5-1 Roma. Adesso vittoria sempre più vicina per la Roma, ultimi 3:18 da giocare, con Reali e De Jesus che vanno a dare le ultime indicazioni. Quest'ultimo stop, poi si andrà fino alla fine. Portiere del movimento per adesso non ha pagato per la CDM. È subito il gol del +4 Roma. Adesso Fionchetti al rinvio. La Roma riparte dal basso. Ricardinho, Cotruneo, Guga, credito alto, rimane comunque in possesso. Rimessa adesso per la CDM. Guga, Murillo, palla in avanti, la CDM torna ad attaccare col portiere in movimento. Budabuzzi, palla offerta in avanti, Urtisi, Murillo, Guga, Murillo, 2,5 alla fine. 5-1 per la Roma, palla offerta dentro per la conclusione di Fortino dalla distanza. Fortino, 6-1 Roma. Rodolfo Fortino segna il suo 15° gol in campionato. Roma avanti di +5, 6-1. E sta dilagando in questo finale la Roma, una gara comunque ben giocata dalla CDM, soprattutto nel primo tempo, che era terminato sul risultato di 2-1 e con diverse occasioni raccolte dalla squadra di De Jesus. Adesso finale che assume una proporzione diversa, 5 gol di distanza a 2 minuti dalla fine. Chiaramente i numeri valgono poco in questa fase del campionato per la CDM, che è già retrocessa, è vero. Aveva dato però la sensazione di volersela giocare fino alla fine la squadra di De Jesus, che adesso ci riprova e torna sul -4 con la rete di Baklanov. 2-6. In gol anche Baklanov in un finale in cui trova la gioia anche il numero 18 della CDM. Quinto gol in campionato e 2-6. L'esultanza di Baklanov. Ortisi qui non aggancia, la palla è uscita. Adesso ultimi 92 secondi. Cotruneo, palla in avanti. Lopez viene murato al momento del tiro. Babris all'indietro. Il CDM esce dal traffico in qualche modo. Chiusura in scivolata da parte di Cotruneo. E adesso
Ugas in velocità, scappa via Lopez, calcia col destro, palla sul fondo. Ultimi 60 secondi di questo pomeriggio a Campoligure. Palla persa da Ceccarelli, ripartenza allora per Murillo, sotto porta Ortisi. 3-6 la rete di Ortisi sull'assistenza di Murillo. In gol anche il capitano. 3-6. E di certo nel finale la CDM è riuscita a trovare le occasioni buone per andare a segno, paradossalmente togliendo il portiere in movimento. Ha segnato le due reti che ha subito invece per causa della tattica che non prevedeva il portiere fisso in porta. Biscossi, la palla è uscita, la CDM è tornata sotto di 3. E adesso Ugas in possesso, palla in avanti, non aggancia Ortisi. 13° gol del suo campionato per Andrea Ortisi. L'offerta in avanti, inserimento geniale da parte di Ceccarelli che stampa il palo a 16 secondi dalla fine. Allora ripartenza per la CDM. Ugas prova a partire, non passa. Utruneo, possesso prolungato a 4 secondi dalla fine. Ricardinho si incarta, poi mantiene il possesso. È finita. La Roma vince 6-3, sale momentaneamente al terzo posto in classifica e abbatte la CDM grazie ad uno strepitoso secondo tempo e grazie anche alle tattiche che hanno permesso di allungare nel finale. È una vittoria molto importante per la Roma che, come detto, riposerà nel prossimo turno, tornerà per l'ultima di campionato in casa contro la Sandro Abate. La CDM saluterà nei prossimi turni contro Sandro Abate e Cosenza questo campionato di Serie A. Questa sera però vince la Roma 6-3 e con merito. Torna momentaneamente in testa al blocco sotto le prime due. In questo momento terzo posto per la squadra di Reali che aspetta chiaramente i risultati di Feldieboli e Napoli. Con la festa della Roma noi vi salutiamo, buona serata e grazie da Marco Pagano. No, un po' di stiramenti facciamo.